Amici bellini, purtroppo si continua a fare un gran parlare c'è il Toto allenatore, come se avessimo già chiuso la stagione, come se Conte se ne fosse già andato. Non è così, ma è questo di cui si parla e si rifà il nome di Sarri, quindi io posso unire quello che è un prepartita verso la Lazio, e parlando di Sarri, degli altri allenatori, nel giorno dopo una partita bellissima che però fa discutere in Italia. Cominciamo. Perché io ieri mi sono veramente esaltato a guardare Atletico Barcellona, ho fatto un mini video sul calcio fluido, 1.000.000 di persone se l'è visto e vi ringrazio, insomma, perché lo so che quei 1.000 siete voi. Ancora l'algoritmo non mi sta aiutando a trovare nuovi followers su quel canale, ma ci sta, è questione di bisogna avere pazienza, pazienza, non Demme Lobotka, pazienza Gargano. Vabbè, quello è il passato. Comunque ho rivisto un pochino, mi sono riletto quello che avevo scritto quando abbiamo fatto la partita con la Lazio, la 18ª di campionato, e mi sono scritto: vittoria stranetta contro macellai nervosi, Elmas sul play. In quella partita là insomma avevamo già il 3-4-2-1, ma avevamo degli interpreti forse più adatti a quello che volevamo fare, e fu una dominanza assoluta. Guardate l'attacco momentum, insomma, Napoli, e purtroppo io su Sarri, che apprezzai tantissimo quando era con noi, poi ho avuto insomma un disinnamoramento pesante quando scelse di andare alla Juve passando per il Chelsea, e poi con più distacco ho cominciato a guardare le partite, ho visto che è passato dal suo calcio di possesso e di dominio fatto di un tocco a un calcio quasi di difesa e contropiede per sfruttare quelle che erano le caratteristiche della Lazio. Questa è la prima Lazio di Sarri. Poi tornato quest'anno, lo so che è difficile giudicarlo perché la Lazio a livello societario insomma è un disastro, gli avevano detto non ti preoccupare, facciamo mercato, poi non l'hanno fatto, di conseguenza, vi ricordate la frase non dare alibi a Conte? Hanno dato un alibi a Sarri pesantissimo, e quindi quando Sarri si lamenta, quando Sarri è un po' piangione, perché lo è, di sua indole lo è, non gli si può neanche dire niente perché ha comunque il diritto di esserlo, insomma. Però, visto che questa è una stagione dove abbiamo analizzato un po' tutti gli allenatori nella loro capacità di adattarsi alle difficoltà, perché le difficoltà le hanno avute un po' tutti, anche a livello di infortuni, io ho apprezzato il cambiamento che ha saputo fare Conte nelle varie fasi della stagione. Ho notato, mi sono segnato che invece un Gasperini non ha saputo cambiare, lo stesso Sarri non ha voluto forse cambiare, non è che non ha voluto cambiare nulla, mentre altri allenatori hanno provato con risultati diversi, alterni. Purtroppo quando si dice Maresca va studiato bene, perché non vi voglio dire cose che non ho mai visto. Grosso lo stiamo vedendo, lo stiamo anche apprezzando. Gasperini, si ritorna a Gasperini e Maurizio Sarri, sono 4 profili completamente diversi, quindi io voglio sperare che il Napoli non stia valutando 4 profili così diversi, perché vuol dire che De Laurentiis non vuole tanto mandarlo via, ma potrebbe mandarlo via in cambio di un accordo con la federazione se gli lascia la multiproprietà, gli proroga la multiproprietà col Bari. non hai un'idea precisa su dove andare per il futuro, e uno è dinosauro, è dinosarri, no? È dinosaurissimo, l'altro anche, e quindi perché se sono quelli là, però sono quelli con le spalle un po' più larghe fino a un certo punto. Poi ci sono i nuovi che avanzano con un atteggiamento verso il calcio che cambia decisamente diverso, e ho letto anche si riparla di Thiago Motta eccetera eccetera, che sono profili anche interessanti a livello
livello proprio di idee calcistiche. Però noi dobbiamo sempre confrontarci con quello che è il nostro ambiente, la capacità di una società di proteggere degli allenatori o di non farlo, e io l'ho visto, insomma, che nonostante Conte sia Conte, alla fine la divisione è avvenuta lo stesso, risultati o non risultati. Adesso che non abbiamo quasi niente su cui giocare, perché la Champions dovrebbe essere tranquilla, e ognuno è tornato a tifare per le proprie idee. Non bello, ma Conte ha resistito in questo ambiente perché è Conte. Io ho paura di un Vincenzo Italiano, ho paura di un allenatore in rampa di un Farioli, ho paura di questi qua, perché poi sono quelli là subito divisivi, e appena succede una cosa non avremo nemmeno il modo di spiegare, di cercare di analizzare una partita, del perché fa una cosa, perché li ho sentiti, li sento i commenti anche sul Barcellona. Il Barcellona è una squadra che sta stradominando comunque il suo campionato, e comunque ma la difesa alta, quella non è calcio. È la mentalità, è la scelta, è la filosofia che comunque li porta ad andare a 1 centimetro dallo 0-3 subito, ed è una cosa contro l'Atletico Madrid non scontata. Poi la partita si sviluppa, e nella partita secca può succedere qualsiasi cosa, e lo sappiamo, però in quell'idea di avere una rivoluzione culturale che poi deve partire su base nazionale, perché altrimenti noi che siamo di solito piccolini e non contiamo tanto, non spostiamo tanto l'opinione pubblica a livello nazionale, siamo di solito inseguiamo idee e commenti che vengono dall'alto e poi si sviluppano, e ognuno segue quello che più gli sembra. Un po' paura. Vorrei però escludere Sarri, e non sappiamo, ovviamente, non è che adesso io mi ergo e dico che la partita con la Lazio sarà facile, perché la Lazio ha dimostrato di poter fare grandi partite, perché i giocatori ce li ha, e che comunque è un gioco molto semplice, e se hanno lo stimolo in quella singola partita possono far male a chiunque. In questo caso non avvenne, e ci ricordiamo anche la Muresca finale con Marusic e Mazzocchi. Ma mi piacque tanto come il Napoli, con Elmas che andava a marcare Cataldi, però c'era ancora Neres che spostava gli equilibri, il centrocampo perfetto con Lobotka e McTominay, Rachmani al centro della difesa, Di Lorenzo. Era comunque un altro Napoli un po' più solido, e dobbiamo vedere, perché adesso ci riavviciniamo probabilmente a un ritorno. Abbiamo visto delle foto di Rachmani in palestra, quindi è forse più vicino il suo ritorno che non quello di Lorenzo. Non abbiamo alcuna notizia, non ci cerchiano nemmeno la data più in rosso per quanto riguarda Di Lorenzo, Vergara, Neres, nulla, e quindi dobbiamo solo aspettare. Posso finalmente dirvi la mia, perché nei vari video io accenno la cosa e non l'ho mai detto alla fine a voce, su quello che è stato l'episodio che ha spostato, che alla fine la Fiorentina la vince, ma la Lazio era andata vicina a quel calcio di rigore con Noslin la foca. Perché dico la foca? Perché si sente toccare e salta quasi come un canguro, e quindi per troppa foca Fabbri, che vede la dinamica molto bene, dice assolutamente no, e anzi Fabbri ammonisce per simulazione, mi sono emozionato tantissimo, bravo, ammonizione per simulazione. Poi lo chiamano al VAR, il VAR molto invadente dice no, guarda, quello ha preso un calcio. Fabbri va a vedere e stabilisce che per dinamica sì, lo tocca, c'è un tocco, ma l'esagerazione di Noslin porta alla conferma della simulazione e non puniscono il tocco in aria. Ora io, fossi un tifoso della Lazio, avendo visto altri rigori dati per tutto il campionato per molto meno, lo avrei voluto quel rigore là che ti può portare sull'1-1 eccetera eccetera. Però a livello generale per me quella è una decisione correttissima, perché l'arbitro ha visto la dinamica, non esageriamo, però dovete decidere per una volta e per tutte, e per tutto un campionato dovreste avere un livello di giudizio che sia coerente per tutto il campionato, altrimenti è normale che i tifosi si lamentano. Idem, poi ho sentito insomma l'open VAR, la descrizione del rigore che poi segna D'Acunha, e là dobbiamo essere ancora più precisi, perché io sono d'accordo che Ponni non lo prende, viene preso. Ponni è in scivolata alta per mettersi davanti insomma al tiro di Nico Paz, viene preso sulla gamba, ma quell'azione là
a centrocampo viene sempre fischiata a favore di chi ha toccato il pallone per primo. È sempre stata un'azione, una dinamica che non mi è mai piaciuta, perché se io difendente non sono andato sul piede, ho preso il piede di richiamo, cioè il piede che ha tirato, l'ho beccato o è lui che becca me, come può essere fallo? Sono d'accordo, ma a centrocampo è sempre stato fischiato così questa dinamica. Cosa è cambiato? È che quella là doveva essere un calcio di punizione, quindi non un rigore. Sul rigore forse ci pensi due volte, ma nel momento in cui tu l'hai fischiato fuori ti dicono che è dentro e a quel punto devi rimanere coerente con quella che è la dinamica che è sempre stata fischiata. All'open bar ci hanno detto e invece non è assolutamente rigore, di conseguenza deve essere valutato così anche quando succede al centro del campo. Non esiste che all'interno dell'area di rigore i falli sono considerati in maniera diversa. Un fallo è un fallo, è un fallo in tutte le zone del campo. Poi stavo leggendo pure questa cosa qua, un'altra volta il processo ADL svolta oggi prima udienza, ma non metterò De Laurentiis in copertina né nel titolo, se sono consapevole, quindi non mi mandate cose in privato per farmi vedere la notizia. La so, sono al corrente della notizia, ma abbiamo fatto 2 o 3 video consecutivi su De Laurentiis e le sue interviste, non mi sembra il caso, perché poi non è nemmeno corretto. Sembra che uno vuole fare le views sul presidente, non è così. Io mi rifaccio alla cronaca e la cronaca mi ha portato, lasciate un like, vi ringrazio, perché è proprio difficile quando non ci sono partite, però mi sto divertendo sulle partite di Champions. Magari più tardi ci vediamo il Real Bayern Real, insomma dobbiamo capire, perché sono partite bellissime. E visto che mi era uscito Sarri, sembra quasi che sai, poco. Allora, nella timeline ho potuto collegare almeno quest'idea, perché la prossima partita è proprio con la Lazio e io con Sarri, se si parla di nuovo di Sarri sulla panchina è tornare indietro di 20 anni e non ce la faccio proprio. Se arriva un italiano, se arriva un Motta, se arriva un Grosso, se arriva un Maresca, uno si mette là e con grande obiettività, senza pregiudizi, cerchiamo di analizzarlo con pregi e difetti. Se poi invece volete farmi contento, serve un nome molto pesante, serve un nome tipo Klopp, serve un nome, questi qua, insomma, per rilanciare post Conte diventa pericoloso secondo me, e quello stanno aspettando. Però su italiano ho sentito Moretta detta addirittura occhio alla nazionale, quindi italiano alla nazionale potrebbe essere una soluzione moderna, più così, pensateci bene, anche se Malagò si vorrebbe portare Allegri e quindi il calcio italiano rimane esattamente dov'è. Da New York Valerio Fluido è tutto, vi ringrazio per il supporto, vi abbraccio, vi bacio, non vi preoccupate, i contenuti continueranno ad arrivare. Se faccio sul calcio fluido la roba della Champions, probabilmente i pronostici finiscono domani qua, se non ci sono altre notizie. Mopeghi, non vi preoccupate, Mopeghi.